I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato, dalle ore 16. Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile. Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Eccoli, ci sono anche i campioni, Andrea Lorenzo in cabina sulla torre di comando e regia tecnica, c'è traffico in centro, questo è naturalmente Che giorno è? Radio Libertà, in simultanea con noi quando sono scoccate le 12.39. Partiamo con le temperature, cioè con i convenevoli formulaici. Ci viene assicurato da un sondaggio interno che la temperatura interna è pari a 23,9 centigradi sopra lo zero. Con i nostri formidabili registi siamo tutti e tre a 137,6 metri sopra il livello del mare. La temperatura esterna invece è a 7,6 gradi centigradi, sempre sopra lo zero, 76% l'umidità, 1029,2 millibar la pressione. Passiamo allora, come sempre lo sapete, ci sono poi genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, c'è la musica per voi, e anche oggi vi offriamo delle primizie. Tra l'altro succede che addirittura qualcuno abbia fatto i complimenti perché funzionano, cioè hanno sempre funzionato, ma adesso Che giorno è in funzione XXL, ce ne vogliono ancora 4 di X, però per arrivare a Pierluigi Pellegrini non ne bastano 3. Ricordo anche il numero, ricordo anche che anche il numero per la diretta telefonica è attivo, cioè a vostra disposizione, è sempre stato attivo. Allora 340 670 9659 è il numero per entrare in contatto con noi tramite il servizio WhatsApp, mentre il numero per la diretta è 0292 94 7222. Dicevo, qualcuno ha fatto i complimenti, non dipende da me, perché da quando appunto si è aperto questo Che giorno è in versione Magnum, abbiniamo
io ho deciso di abbinare le proposte musicali ai genetriaci. Se ci sono quindi musicisti o anche registi di colonne sonore da film. Oggi ve lo dico subito, oggi si cade proprio pam, non sbagli mai. The Voice, Frank Sinatra. C'è una caterva, c'è un treno merci di canzoni, naturalmente non possiamo farvele sentire tutte, però io un giorno speciale per Frank Sinatra lo farei, perché credo che piacerebbe molto. Poi Sheila Escovedo, batterista di Prince, figlia di un percussionista di Carlos Santana, e anche lei musicista. I Love Bizarre andava molto alla fine degli anni 80, seconda metà degli anni 80. E ci sarebbe anche Diane Locke, nome d'arte Q Lazarus, che è cantante esecutrice, lei non c'è più tra l'altro, di Goodbye Horses, che è un brano che troviamo, ve l'ho già fatto sentire, nel Silenzio delle Innocenti. Sapete quando c'è chi ha denti di fata che si mette a ballare in un nudo, diciamo, nascondendo le pudende all'interno delle cosce, e dice sei bellissimo, vorrei, eccetera, e balla al suono di questa canzone. E quindi siete avvisati. Se avete qualche preferenza su Frank Sinatra potete anche farcelo sapere, poi noi vediamo di come combinarci. Abbiamo allora la scaletta, ci sono anche i rilevamenti demoscopici, cioè i sondaggiati. Allora la scaletta io cerco sempre di fare il meglio, anche perché così sono il primo a divertirmi, ad avere piacere di quello che faccio. Oggi secondo me non è male, perché abbiamo Stefano Zecchi e l'argomento prende spunto dalla famosa famigerata foto del bacio, bacio, forse un bacio alla francese, un bacio colombino, come dice Dagospia, una slinguazzata tra Elon Musk e Giorgia Meloni, un bacio che non c'è mai stato, creato dall'intelligenza artificiale. Molti si sono posti questo problema, e adesso per il fatto che molti l'hanno ritenuto plausibile, quasi ci hanno creduto. Allora, noi parleremo non del bacio, che non c'è stato, ma dell'intelligenza artificiale, perché in un bellissimo articolo, a mio avviso, uscito domenica sulle pagine del giornale, vi consiglio di leggerlo, ma poi fate come volete, per carità, il professore approda al discorso, alle riflessioni sull'intelligenza artificiale, partendo dall'immagine, il rapporto tra immagine e pensiero che fin dall'antichità è analizzato studiato, approfondito dai filosofi. Chi non ha fatto il liceo non lo ha studiato, forse anche le magistrali. Chi non ha fatto il liceo magistrali credo che non abbia avuto l'opportunità di studiare, lo si studia in terza superiori, il mito della caverna di Platone, le proiezioni, le ombre, la cavallinità, quindi viene da lontano. Però il professore fissa un punto, secolo scorso, 1872, mostra esposizione degli impressionisti che va malissimo. Come mai? Perché nella seconda metà dell'Ottocento le persone ormai sono attratte da questa nuova novità della tecnologia, la fotografia. E lì partono le riflessioni del professore, perché la pittura, che era lo strumento per veicolare immagini e pensieri, lascia il posto alla fotografia. Però nasce anche un pensiero che ecco che ci porta all'intelligenza artificiale, cioè nasce il pregiudizio di natura umanistica, per cui
ciò che entra nel contesto della tecnica perde di contenuti, perde la sua aura. Quindi ecco che la fotografia diventa robaccia, diventa tecnologia, e la pittura diventa arte. Arte intesa in modo diverso da come lo era fino a quel punto. E quindi si crea un pensiero fake, un pensiero sbagliato, perché si pensa che solo attraverso il pensiero si possono esprimere determinati contenuti. In realtà il professore cita, credo che li conosciate anche voi, fotografi incredibili, Robert Capa, chi non lo conosce, insomma, sono fotografi che dimostrano che attraverso sofisticate apparecchiature tecnologiche si può davvero esprimere quello che esprime l'arte, cioè si può fare arte ugualmente, perché il fotografo è quello che fotografa quello che tutti noi abbiamo davanti agli occhi, ma che solo lui vede. Questo è il contenuto. Quindi ecco che arrivando all'intelligenza artificiale dobbiamo stare attenti a non commettere l'errore di spaventarci. Dobbiamo comunque tenere le antenne dritte, perché, spiega il professore, non c'è solo Henri Cartier-Bresson, siamo arrivati all'uso dei selfie, un uso volgare, questo postare compulsivo di immagini stupide, inutili, come se fossero le immagini estreme. Le immagini sono immagini spesso e volentieri francamente banalotte che si mostravano un tempo agli amici o in occasione delle nozze o in occasione del ritorno dalle vacanze, perché negli anni 70, perché c'erano le prime fotocolori, perché c'erano i primi proiettori, le prime diapositive, era la novità in sé, non era la foto in sé, perché spesso e volentieri si tratta di foto che non richiamano un contenuto così importante come sembrerebbe essere nella loro rappresentazione quasi necessaria per molti. Mi sono perso. Dopo parliamo con il professore Stefano Zecchi, che è meglio. Chi è che diceva che è meglio? I puffi! Quindi passiamo dall'intelligenza artificiale ai puffi. Poi invece, comunque davvero, io forse ho parlato troppo come succede spesso, però professore, lo ascolterete, davvero dà un contributo secondo me molto interessante nel confronto con questa novità che si sta investendo e che poi naturalmente comporta ben altri problemi, perché di questo passo tra un paio di generazioni o anche meno, i tempi sono difficili da valutare, invece di essere sottoscritto al professore a presentarsi e a farsi ascoltare da voi, saranno due creature inventate artificialmente. Ci sarà uno che avrà una dizione sicuramente migliore della mia, un giornalista, sarà un giornalista che proporrà domande analoghe alle mie, e ci sarà un filosofo creato dall'intelligenza artificiale che darà risposte come quelle del professore. E forse anche voi sarete creati dall'intelligenza artificiale. Qui andiamo un po' troppo verso Blade Runner. E invece scendiamo nella prosaicità politica per parlare comunque di un evento che ci colpisce, per certi aspetti è storico, la svolta dei 5 Stelle, il parricidio, visto che parlavo di filosofia, no? Parricidio socratico di Platone, proprio con la teoria della caverna, il mito della caverna. E con Pietro De Leo parliamo proprio del parricidio compiuto dai 5 Stelle nei confronti del loro pantocratore, il loro creatore, l'elevato Beppe Grillo, ovviamente, chi se no, i Beppi contro. Beppe Grillo non riesce probabilmente a rassegnarsi, una via d'uscita che non è proprio all'altezza, ma per quanto chi vi parli abbia un giudizio addirittura sprezzante, un po' da cafone, un po' da presuntuosetto certe volte,
quando ne parlo, non dovrebbe, non sono tenuto. Comunque ho una percezione, un giudizio altamente, fortemente negativo dei 5 Stelle, ma sono stati un fenomeno sociale e politico davvero notevole. Non sono stati l'uomo qualunque degli anni 50, di Giannini, che arrivò, non so, forse neanche al 7%. I 5 Stelle sono stati il primo partito nel 2013 e nel 2018, sono stati al governo, sono stati un fenomeno anche popolare, il Vaffa Day, eccetera, eccetera. Quindi capire cosa sta succedendo, capire se questa svolta, tra virgolette, era un termine che usavo spesso io, progressista, adesso me lo ha rubato Giuseppe Conte, e sinceramente quando ti dici progressista ti collochi a sinistra. E poi soprattutto, magari poi la troviamo questa, c'è quella famosa scena di Paolo Villaggio, di Fantozzi, che convocato dal numero uno al massimo dei massimi dei dirigenti, quando gli mostra il desco umile, eccetera, e Paolo Villaggio dice: scusi, santità, non sarà mica anche lei per caso comunista? Si spengono le luci, c'è il tuono. Poi questo personaggio, che è fatto su misura di Gianni Agnelli, perché Gianni Agnelli praticamente è l'attore che lo è in persona, quasi uguale, gli mette le mani sulle spalle, e siamo nella metà degli anni 70, gli dà una risposta geniale, incredibile, se pensiamo quanto sia stata evocativa del futuro. Gli mette le mani sulle spalle, proprio comunista no, diciamo medio progressista. E allora adesso chissà se anche Beppe Conte è un medio progressista di quel tipo. Allora, se volete telefonare potete farlo quando volete. E Stefano del Brembo che saluta, noi vogliamo sempre bene a Lisetta e a Matteo Salvini, siamo nati fedeli. E poi Ciccio Barbù, che sono io, grazie, siamo in 206, sempre pari ad ascoltarti. Grazie Stefano. Proseguiamo. Mi sono dimenticato che poi abbiamo oggi l'ospite per quanto riguarda il qui Parlamento. È un argomento molto delicato e importante, perché la Lega ha presentato un ordine del giorno al decreto legge fiscale, DL fiscale, per l'accesso anticipato ai medicinali salvavita. È in inglese lo chiamano early access, e in Francia già esiste, e adesso la Lega chiede chiedo scusa, che si faccia altrettanto in Italia. Scusate. In questo ordine del giorno intende aprire un tavolo di confronto con il Ministro della Salute, e viene portato avanti non a caso dalla senatrice dall'onorevole Simona Loizzo. E niente, crisis. Simona Loizzo è un medico chirurgo, quindi non è solo parlamentare della Lega, ma è medico chirurgo, quindi parleremo davvero con un addetto ai lavori. Allora, finiti i convenevoli formulaici e la presentazione di oltre la pagina, andiamo a iniziare questo genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del 22° giorno di Frimaio, per tutto un giovedì Zoibe, 12 dicembre, anno domini 2024, che dir si voglia. Abbiamo un gran milanese, uno dei massimi esponenti dell'illuminismo lombardo, quindi dell'illuminismo italiano, perché se non sbaglio l'illuminismo si è realizzato solo qui in Lombardia. Pietro Verri, ricordo l'illuminismo anche
il giorno, Parini, Pietro Verri, che era anche un economista, ecco, l'illuminismo lombardo che proprio va a contraddire quel pregiudizio umanistico di cui parlavo prima, per cui ciò che entra nella sfera della scienza perde l'aura perde i contenuti, perché appunto anche si occupava moltissimo di economia e credo anche di agraria Parini, e di economia anche Pietro Verri, è di lui che sto parlando. Il dolore precede ogni piacere ed è il principio motore dell'uomo. Interessante. E poi vediamo, questo non è, mi è arrivato un altro WhatsApp, Pierluigi con 7i. Come va dopo la Cassazione di stamattina? Referendum totale. Va bene, magari poi entriamo nel merito. Grazie comunque per il messaggio. Poi uno scrittore molto amato, anche francese, molto amato in Italia, Gustave Flaubert, Madame Bovary, per il suo romanzo forse più noto. Fate attenzione alla tristezza, diceva Gustave Flaubert, è un vizio. Può essere vero in effetti. E poi, questo è forte, pesante, vorrei affogare l'umanità nel mio vomito. Parole e musica di Gustave Flaubert. Pesantino. E andiamo anche qui, siamo sempre nel XIX secolo, siamo sempre diciamo nel pensiero in questo caso più dell'arte che non della letteratura, ma Edvard Munch, vale a dire l'Urlo, una credo delle opere più conosciute della storia dell'arte. Malattia e pazzia, disse, sono stati gli angeli custodi della mia culla. Quindi, e poi abbiamo un attore rumeno, lui si chiamava Goldenberg, ma divenne famoso come Edward G. Robinson, per le parti da gangster. C'aveva la faccia, aveva il viso, aveva il volto, aveva il sembiante molto, direi, adatto. Piccolo Cesare è uno dei film che gli ha dato maggiore popolarità. E poi un autore di fumetti che ha creato un personaggio molto amato, credo soprattutto negli anni 60, anche anni 70, Andrea Lavezzolo, o Lavezzolo, adesso. Dunque, lui è nato a Parigi, la mamma francese, però era ligure, poi venne a vivere in Italia. Il Piccolo Ranger, poi c'era anche Quinoa, sono personaggi che persino io sono troppo giovane per ricordarmeli. Il Piccolo Ranger sì, me lo ricordo, come no. Devo anche avere, credo, la raccolta completa. È un personaggio molto popolare, creato appunto da Andrea Lavezzolo. Allora, grande Flaubert sulla tristezza, sapessi quanto male fa. È una frase, questa è una bella perla di saggezza. Non leggo il tuo nome, comunque non è importante. La saggezza è universale, non ha bisogno di targhe. Ci fermiamo e scegliete, giovani, uno dei brani indicati. Partiamo con Frank Sinatra, partiamo bene. Sentiamo se quello che avevo indicato subito parte. Nella lista che vi ho dato, scusate, il primo brano che ho scritto, mandate quello perché c'è un suo motivo anche, poi ve lo spiego. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci, Andrea ha staccato il turno, Lorenzo in pieno, benvenuto, naturalmente ti ho già salutato prima, parliamo anche, perché essere scaramantici, non so se va bene alla tua età, caro mio, perché ieri saluto Lorenzo e gli dico, grande partita stasera con il City, vedrai, gol di Vlahovic, e lui... Sai, diceva Edoardo che essere superstiziosi da ignoranti, ma non esserlo porta sfortuna. Allora, è andata 2-0. Un mio amico interista, ma lui non è anti-juventino come me, mi ha scritto Peppe si sarà buttato dall'aereo stavolta perché c'è stato uno scambio, ve lo posso dire, non è un mistero, tra me e Lorenzo. Io ho detto una cosa mostruosa. Allora, premesso, è il capitano, lo adoro da sempre, da quando è sbarcato dall'Argentina e da quando ha dovuto per le prime partite sorbirsi i cardi che non lo faceva entrare in Arce. Lautaro è un giocatore che amo la follia. Parlando come fosse fantacalcio, la mia idea, 2 minuti di calcio, dai, poi riprendiamo con i genetriaci. Secondo me, e so che molti interisti mi spareranno alla nuca, uno scambio Vlahovic-Lautaro ci guadagnerebbe Thiago Motta, la Juventus, ci guadagnerebbe Vlahovic, ci guadagnerebbe l'Inter e Lautaro non ci perderebbe. Sì, è come vestire quella magliaccia là invece quella nerazzurra, ma a parte i valori etici, diciamo che dal punto di vista tecnico non ci perderebbe. E Lorenzo, ve lo posso dire, non è molto entusiasta perché è un po' deluso da Vlahovic. Io perché invece ho questo pensiero? Perché l'ho visto fin dagli inizi, 18-19 anni con la Fiorentina, ho visto un gol fatto all'Inter mostruoso e come tutti io mi ricordo, quando tu indovini qualcosa ti ricordi di quello. E per esempio io avevo visto esordire in Serie A 16 anni e mezzo Pirlo. Dopo 2 minuti ho detto ma questo è un campione fuori classe e avevo ragione poi alla fine e tu sei meglio di me perché il meglio di Pirlo l'ho visto se lo è pappato la Juve e il meglio comunque al di là adesso delle schermaglie del tifo il meglio del calcio lì cioè con Pirlo siamo a livelli
superlativi. E quindi uno si ricorda sempre le cose che ha azzeccato. E siccome quando ho visto Dusan Vlahovic ho detto questo è un campione eccezionale, faccio fatica a riconoscerlo per quello che sta giocando nella Juve. Credo sia per il fatto di essere l'unica punta, mentre nell'Inter diventerebbe seconda punta. Così come Lautaro, che ha le caratteristiche del falso 9 che ama Thiago Motta, probabilmente si troverebbe bene. Questo però è perplesso, Lorenzo non è molto convinto, ma tanto non succederà mai in ogni caso. Dicevo, perché uno si ricorda le cose che ha indovinato e poi si dimentica le cose che invece ha errato. Qualcuno sostiene che errare umano un maestro non vuol dire sbagliare umano, ma vuol dire viaggiare, girare umano. Comunque sia, ho detto aspetta un attimo e ho provato a ricordarmi alcuni giocatori che io avessi visto come grandi campioni e che poi invece non si sono rivelati tali. E mi era venuto in mente un nome. Allora, noi boomers ce lo ricordiamo. Notari Stefano giocava nel Como, giovane, che lo abbia esordito 18-19 anni, talento. E io ho detto, questo è un grande, un campione, fuori classe. Stiamo parlando metà anni 80, 84, 85, 80, lui non so se erano 64, 65 o addirittura 66. E poi invece ho perso di vista, ho detto, vai di pelle, lì ti sei sbagliato. Poi un giorno mi è capitato, sulle pagine sportive dei giornali locali, si ama scrivere ogni tanto, soprattutto la domenica, delle pagine un po' riepilogative, un po' a marcord, e quindi ci si ricorda del passato. E l'anno scorso leggo questo articolo dove si parla di Notari Stefano e si spiega che ha avuto la carriera devastata da un infortunio dal quale non si è più ripreso, ha avuto molte ricadute fin quando che lo abbia anche dovuto smettere, non so se precocemente, comunque ho detto allora forse non avevo sbagliato. Lì purtroppo dopo nel calcio queste cose sono abbastanza usuali, ahimè. Andiamo avanti con i genetriaci, perché oggi è il genetriaco di una voce che era molto amata, nota, Guido Oddo, algido conduttore, telecronista sportivo, seguiva il tennis prima di Galeazzi e seguiva anche l'atletica. Era torinese lui di nascita. Diciamo, stiamo parlando di altri tempi, di altro stile rispetto a quello che purtroppo ci offrono oggigiorno i telecronisti italiani, che o sono sguaiati, urlano, oppure sembrano quasi compassati, disinteressati, insomma i Martellini, lo stesso Pizzul, ma anche lo stesso Galeazzi. Tu hai fatto tempo, Lorenzo, Giampiero Galeazzi non hai mai avuto modo di... Io mi ricordo, lui diventa celebre per i fratelloni a Bagnale, però faceva delle telecronache di tennis. Lui è Adriano Panatta a Roma Capoccia, e un giorno, quella volta che trasmetteva la Rai, quindi sto parlando di secoli fa, c'erano nel primo pomeriggio collegamento da Parigi per seguire l'Internazionale di Francia, e a un certo punto scorrono le immagini e si sente un audio. Praticamente lui evidentemente non era stato avvisato che l'audio era rimasto acceso e si è sentito stava mangiando 4 palmetti. Allora chissà se l'hanno notato anche altri rispetto al sottoscritto. Comunque stiamo parlando di fuori classe. Poi abbiamo credo che molti di noi abbiano studiato sul suo manuale al liceo, manuale di filosofia. Stiamo parlando di Vittorio Mathieu, con nome francese ma ligure. E poi qui entriamo un po' nella politica intrigante, quella che poi è collegata a ciò di cui parleremo con Pietro De Leo, il grillismo, perché tutto nasce da Tangentopoli e tutto nasce dal mariuolo ipse dixit Craxi, Mario Chiesa,
il Pio Albergo Trivulzio, venne arrestato e da lì si aprì il filone d'inchiesta denominato Mani Pulite, che poi la storia ci ha svelato essere comunque molto 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 pompato, molto esagerato. È stato un grande portiere, lo chiamavano il Giaguaro, ha vinto lo scudetto con il Torino, poi ha giocato con il Napoli, ha giocato un po' anche in nazionale, ma c'aveva Zoff davanti, scusate se poco, Luciano Castellini, ed è per anni è stato l'allenatore dei portieri dell'Inter. Se voi andate in cerca, si parlava di calcio con Lorenzo, se voi andate a cercare, lui è stato veramente un portiere eccezionale. Poi mi ricordo fosse uno scontro con Benetti, gli spaccò 3 costole, quindi ebbe qualche problema anche per la carriera. Su YouTube ricordano, ci sono i tifosi milanisti, sempre i boomers, noi vecchi, che ricordano un famigerato Genoa-Napoli. Il Milan stava lottando per evitare la retrocessione in Serie B e stava perdendo Cesena 2-0. Poi vinse con tripletta di Dustin Antonelli ed era salvo, se non che a Roma, scusate, a Napoli il Genoa stava perdendo. E a un certo punto cosa succede? Che Giaguaro Castellini, guardate, se mi vedete in televisione provo a simularla, rimessa con le mani, no? Quella volta si poteva prendere il passaggio dietro, rimessa con le mani e cosa fa? La palla fa così e la butta in calcio d'angolo. Mai visto una cosa del genere, sinceramente. Calcio d'angolo e il Genoa segna, fa il punto per la salvezza e il Milan va in Serie B. So che per molti amici allora gli amici milanisti erano devastati, perché poi è la seconda volta che ci andavano. Come diceva Peppino Prisco, sono andati una volta pagando e un'altra sul campo. E dicevo comunque che erano devastati, che quindi un po' trascurarono quell'episodio, però il sospetto c'era il sospetto, e poi se vai su YouTube molti parlano di questo episodio. Comunque, questo è Stefano Buriani che arrivava dal Monza, faceva la fascia e poi crossava, e Claudio Sala a Torino, siamo nel mio cervello della memoria, mi piace Stefano ricorda Buriani che era i polmoni del Milan di Lidl. Una volta in un'intervista Lidl disse no, Buriani corre troppo. Era davvero anche lui mi sembra allora, con i piedi non aveva i piedi raffinati come si dice, però i piedi educati come si dice al giorno d'oggi, ma era un atleta ed era un lottatore, era uno che indispensabile a quel Milan per coprire, perché era un Milan piuttosto offensivo, quindi era veramente un giocatore prezioso. Poi ebbe un bruttissimo infortunio e non si riprese, non so se anche lui poi sia finito al Napoli, mentre Claudio Sala il capitano del Torino che vinse lo scudetto nel 76 con Radice in panchina, un giocatore sontuoso e superbo. Per sua sfortuna era coevo di fuoriclasse pazzeschi come Antonioni e Franco Causio, anzi Causio, per dirlo alla Salentina se non sbaglio. E quindi aveva dei concorrenti che te li raccomando, però anche lui resta comunque uno dei grandi del nostro calcio, sicuramente, del calcio della Serie A intendo dire. E poi allora me la metti Sheila vedo, perché così andiamo a concludere e poi vado a fare i sondaggetti.
Sheila Escovedo, I Love Bizarre, brano composto da Prince, che mi sembra sia stato anche il suo moroso per un certo periodo. Chiudiamo questi genetriaci, commemorazioni e ricorrenze con Susanna Tamaro. Pensate che Va dove ti porta il cuore, la Triestina Susanna Tamaro, che adesso è diventata piuttosto cara ai conservatori, al centrodestra, per alcune sue dichiarazioni contro un certo mondo del woke culture. Va dove ti porta il cuore. Io sono rimasto impressionato perché pensavo tante. Ha venduto 15 milioni di copie. 15 milioni di copie. 15 milioni. E cioè, quindi sono rimasto sconvolto. E comunque significa che se lo meritava. Restiamo nel nord-est, nel Triveneto, per meglio dire, uno scrittore recentemente scomparso, Vitaliano Trevisan. Ne abbiamo parlato perché mi ricordo anche con Davide Brullo, che aveva scritto una recensione, un articolo di un libro che l'ho pubblicato postumo, proprio di Trevisan, di Vitaliano Trevisan. Mi sembra che addirittura Davide Brullo lo conoscesse anche di persona, ma non vorrei sbagliare. È un autore che è stato quasi riscoperto proprio postumo, anche se per gli addetti ai lavori era già conosciuto prima della sua scomparsa del 22. Vicentino, se non ricordo male, uno scrittore che ha provato anche la dura esperienza della fabbrica nel Triveneto, e quindi, visto che è poco più anziano di me, ha provato la fabbrica che dico io, no? Quella che dico sempre. Negli anni '80 nel Triveneto gli operai stavano peggio dei negri prima di Lincoln. La parola negri lo usavo allora, adesso non la userei più, ovviamente, ma ho voluto riportare, fare un flash che comunque dimostrava non razzismo ma solidarietà con le persone che purtroppo hanno vissuto la schiavitù negli Stati Uniti. Ha scritto: la vita è una guerra di sguardi dove vince chi riesce a vedere. E poi facciamo così, mettiamo anche questo, perché abbiamo un periodo non lunghissimo abbiamo poco materiale, e quindi mettiamo Goodbye Horses, Lorenzo, di Q Lazarus, brano che componeva anche la colonna sonora del Silenzio degli Innocenti.
Q Lazarus, al secolo Diane Locke. E con lei direi che possiamo chiudere lo spazio dedicato a genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Questo invece le esportazioni delle regioni, questo è un Istat, abbiamo nel terzo trimestre 2024 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per il nord-ovest più 0,9 e in misura lieve per il centro più 0,2, flessione per il nord-est meno 1,2 e una più ampia contrazione per il sud e isole meno 6,5%. Togliamo la condivisione e poi abbiamo il sondaggetto. Il sondaggetto non può mancare. La situazione politica realizzato da XE, committente XE. Allora andiamo a vedere cosa ci racconta questa proiezione demoscopica. Fratelli d'Italia 27,1, PD 23,1, 5 Stelle 12,1, Forza Italia 9,8, Lega 9,4, Alleanza Verdi e Sinistra 6,8. Se Fratelli d'Italia decidesse di eliminare la fiamma dal proprio simbolo, lei lo voterebbe ugualmente? Sicuramente sì 70,2, probabilmente sì 22,6, probabilmente no 3,1, sicuramente no 0,5, non saprei 3,6. La sapete la polemica della fiamma ereditata dall'MSI, quindi c'è stato anche questo quesito. 13:30, non ci posso credere, sono puntuale, pausa. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Radio Libertà, oltre la pagina, avete sentito My Way di Frank Sinatra. Io amavo moltissimo anche quella di Johnny Rotten. Allora, andiamo invece subito, entriamo in un argomento che fa parte del nostro presente, sicuramente del nostro futuro. Poi fa parlare questo argomento perché c'è questa foto fake del bacio colombino tra Giorgia Meloni e Elon Musk. Se noi invece del dito guardiamo la luna, cominciamo a parlare del rapporto tra immagine e realtà, rapporto di cui la filosofia si è occupata fin dai tempi di Platone, il mito della caverna, come ha ricordato in questo bellissimo articolo sul giornale il professor Zecchi. Stefano Zecchi, professore, docente di estetica, è ritornato ai nostri microfoni e con particolare piacere lo saluto e lo ringrazio. Grazie. Benvenuto, professore. Grazie a voi. Allora, professore, il rapporto con l'immagine e con poi le lascio subito la parola perché lei Sì, certo. parte dagli impressionisti, ha citato Platone, ma sono gli impressionisti che sulla loro pelle provano cosa cambiò nella seconda metà del 1874. La fotografia nasce, la data ufficiale è il 18 agosto 1839, nel 1874 c'è questa esposizione di artisti pazzeschi, Cézanne, Pissarro, Degas, insomma Renoir, però va malissimo perché l'attenzione della gente è attirata da questa nuova invenzione, dalla fotografia. E allora partiamo da lì per arrivare al rapporto con l'immagine che si può creare, che si sta creando con i tempi del 5G e dell'intelligenza artificiale, perché lì succede qualcosa che è fondamentale anche per quello che siamo noi adesso e per quello che potremo diventare. Certo, come sempre quando si ha abitudine ad utilizzare qualcosa non ci si ricorda più di come si era prima. E la cosa interessante è che la fotografia oggi per noi è qualcosa di assolutamente comune, ma si pensi che per millenni la riproduzione di immagini era affidata all'artista ed era legata alla sua abilità, ma anche alla sua sensazione, proprio alla sua capacità di trasmettere un'emozione. La fotografia certamente tenta di mantenere questo, e ci riesce quando si tratta di grandi fotografi, questo elemento di sentimento, di emozione, di qualità, diciamo, estetica. Ma in ogni caso, anche senza queste caratteristiche che la rendono per certi versi straordinaria, non inferiore a capolavori pittorici, è quel mezzo, fotografia appunto, che ormai ci documenta la realtà, che prima era invece data dai pittori. E questo noi ce lo dimentichiamo. E dovremmo capire oggi come la fotografia sia, a mio parere, uno degli strumenti più sensibili per raccontarci la grandezza e la povertà nello stesso tempo della tecnologia. Per estendere questa grandezza e povertà anche sugli strumenti tecnologici assolutamente contemporanei, immediatamente contemporanei, come ad esempio l'intelligenza artificiale. Tutti noi abbiamo questa esperienza, noi andiamo, se amiamo la fotografia, nelle gallerie dove vengono esposti questi grandi artisti, da Cartier-Bresson, da Berengo Gardin, Franz Cappa, e vediamo la bellezza di queste immagini. Però poi in fondo
in casa nostra, credo, quasi tutte le case hanno sui comodini, sui tavoli delle belle cornici con le fotografie che ci ricordano qualcosa che noi ci teniamo a non dimenticare. E poi abbiamo naturalmente oggi più di ieri la fotografia che diventa quasi uno specchio di Narciso, i cosiddetti selfie, oppure che fotografiamo qualunque cosa ci capita perché è così semplice la foto che poi magari neanche ce la ricordiamo di vederla. Ecco perché tutto sto preambolo, perché come la fotografia ti insegna a vedere e capire che ci sono attraverso il mezzo tecnologico delle esperienze stupende, fotografie stupende, ci sono anche fotografie di una stupidità altrettanto stupenda, spesso i selfie. E così tutta la tecnologia, anche quella più recente, intelligenza artificiale, se sai utilizzarla bene è una cosa straordinaria, se no è di una scemenza altrettanto straordinaria. Come si fa a usarla bene? E qui credo ci voglia cultura, ci voglia sensibilità, ci vuole fondamentalmente cultura, un po' di sapienza, se no vieni trasportato nelle cose inutili, stupide. E qui, professore, arriviamo anche a quell'interessante concetto che lei esprime, il pregiudizio umanistico, no? Lei parte dagli studi della scuola di Francoforte, da Walter Benjamin, che personalmente non ho studiato, ma che comunque lei ne riporta in sintesi il pensiero e parla di questo pregiudizio umanistico per cui ciò che è tecnica sminuisce, svilisce in qualche modo la cultura. E mi viene, prima di dare la parola poi per riprendere questo concetto, una domanda. Lei conosce anche le realtà estere, è un problema, ho l'impressione che sia un problema particolarmente italiano, perché per noi boomers, ma anche fino a pochi anni fa, lei avrà presente il complesso del liceo classico. Cioè, se non hai fatto il liceo classico è come se tu non avessi. Io ho fatto lo scientifico, peraltro, e sbagliando, mio padre voleva il classico, aveva ragione lui, però quello non è il discorso. Però c'è allora, per me il liceo classico è un liceo meraviglioso, ne sono convinto, sempre stato convinto, però c'è quello che dice lei, il pregiudizio umanistico. L'umanesimo nasce bene o male, nasce in Italia o comunque nella Toscana, eccetera, e l'idea che la tecnica sminuisca, cioè un filosofo vale necessariamente più di un ingegnere. Questo lo abbiamo ancora, secondo me, e non so se è peculiarmente italiano come problema. Sì, diciamo che da noi è più accentuato questo problema. Altrove questa distinzione così netta da un punto di vista quasi ideologico tra il liceo classico, il liceo scientifico, i licei artistici, non c'è, anzi io mi auguro che vengano da noi superate queste distinzioni, che ci sia una scuola che va bene per tutti, con delle differenziazioni poi che si sviluppano al termine ormai degli studi. Ma vabbè, però appunto agisce questo pregiudizio umanistico antiscientifico, per cui il pregiudizio poi portato su delle realtà come quelle delle valutazioni di opere, cioè dunque di procedure che hanno a che fare con l'impegno estetico, la qualità estetica, finisce inevitabilmente per premiare il mondo così, che ha questa allure umanistica. Tant'è che la parola adesso non l'ho citata senza rifletterci, perché appunto uno dei saggi che ha fatto più notizia e ha orientato di più la nostra riflessione, quello di Benjamin, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, cosa dice? Che proprio osservando quello che accadeva con la fotografia, anche con le immagini del cinema, la riproducibilità e quindi non più il pezzo unico finisce per svalutare l'insieme
delle procedure di immagini, anche quelle pittoriche, perché anche quelle possono venire replicate. Allora, poi il discorso è questo: stiamo attenti a non fare di tutto un erbo un fascio, perché la riproducibilità ha sempre a che fare con un originario, e poi comunque la riproducibilità non è che di per sé, proprio perché ha questa tecnicità, toglie l'auraticità dell'oggetto, del prodotto. Appunto, prima si citavano straordinari fotografi, le loro foto possono essere riprodotte e con questo non viene cambiata, non viene modificata la qualità e il valore anche venale dell'opera. Quindi ritorniamo a prima, le tecnologie sono qualche cosa che appartengono ormai alla nostra cultura, e creare dei giudizi, e io dicevo appunto in quell'articolo dei pregiudizi, per cui tutto ciò che è nella dimensione tecnico-scientifica è di secondo piano rispetto a quella umanistica, è una cosa, soprattutto oggi, di una banalità sconcertante, perché semmai oggi la grande sfida è tenere insieme la grande nostra tradizione umanistica con quella scientifica. Ecco, credo, come si fa, professore, perché io stesso, devo dire la verità, tendenzialmente, l'ho detto prima, il mio complesso di inferiorità per non aver fatto il classico, perché tu pensi, il pensiero umanistico, pensi a Socrate che ti dice: io non insegno il cosa, io posso spiegare il come. E l'idea è che con la filosofia, con il pensiero, puoi individuare in ogni fenomeno che ti riguarda il momento, l'aspetto in cui trovare la situazione migliore, più adatta. Lei, citando i fotografi, però questi che sono spaventosi per la loro Grandezza, potenza, ha dato l'esempio visivo, proprio è il caso di dirlo, di come appunto, è quello di cui stiamo parlando, la tecnica anche lei possa indicare il come. E quindi però mancano, non so, mancano le basi, manca l'idea di poter ancora competere, di poter mettere in relazione gli uni con gli altri e confrontarli per arrivare poi a un pensiero equilibrato come quello che esprime lei, secondo me. Sì. Lì sai, un po' come sta adesso osservando lei, intanto capisce anche che questa sua perplessità sul liceo classico e liceo scientifico, per cui lei si sente, avendo fatto lo scientifico, inferiore a chi ha fatto il classico, è un profondo pregiudizio. Ma sa perché è un profondo pregiudizio? Perché c'è chi può fare il liceo scientifico bene e c'è chi può fare il liceo classico male. Quindi mi dice lei, il problema lo risolve subito: chi ha fatto bene una scuola è superiore a chi non l'ha fatta bene, anche se quella scuola che non ha fatto bene dovrebbe essere una scuola superiore. Per di più non lo è, e quindi vede, questi pregiudizi poi alla fine ci condannano a delle valutazioni così poco pensate, poco ponderate. Il mondo della scienza può essere, se raccontato in un certo modo, un mondo straordinario, fantastico, dove comprendi intanto quale grandezza a quale grandezza di riflessioni può arrivare l'uomo, e poi a quale grandezza di visione del mondo che noi possiamo avere di fronte. Ecco, io mi domando se oggi queste ricerche scientifiche che ti fanno capire com'è la grandezza dell'universo, la sua complessità, sono descrizioni, racconti inferiori a qualche romanzo pur importantissimo, qualche lirica stupenda. Cioè, queste due cosiddette culture, quella umanistica e quella scientifica, sono due perché noi non riusciamo a vederle unite, ma in realtà nascono dalla stessa sensibilità che è quella dell'uomo. L'uomo ha sempre cercato di creare delle visioni, dei mondi
da abitare, e in queste visioni, mondi da abitare, sono aspetti embrionali di quello che potrà essere poi lo sviluppo scientifico, possono essere visioni che si trasformano in musica, in poesia, in letteratura. A me pare che il vero problema è fare delle cose belle, importanti, e queste cose belle, importanti sono di per sé poi scienza e arte nello stesso tempo. È una divisione fittizia che talvolta ci impedisce di vedere davvero come stanno le cose. E qui arriviamo a Nietzsche, perché, Sì, perché lei ha analizzato entrambi, no, gli aspetti della tecnica, no? Giustamente ne parlavo anche prima, c'è qualcosa di insopportabile, di degradante in questo postare compulsivo immagini inutili sui social, insomma magari sembrerà un po' snob, però è così. Però appunto c'è anche Henri Cartier-Bresson o Robert Capa, mi perdoni se li cito, ma li amo anch'io tantissimo. E Nietzsche, comprendendo la dualità della tecnica, positiva e negativa, afferma appunto che se una società può essere così, diciamo, i valori tradizionali possono essere spazzati via, diciamo, dal sentimento nichilista, allora si esprime la volontà di potenza, cioè il desiderio di possedere questa tecnologia per avere il controllo di tutto, per avere la potenza, proprio volontà di potenza. Ecco, pensando all'intelligenza artificiale che ormai è tra noi, professore, qui Nietzsche c'entra molto, mi sembra di poter dire. Sì, molto, anche se teniamo conto che la volontà di potenza, come si esprime, la volontà di potenza poi nelle interpretazioni che vengono date su questa tematica di Nietzsche viene colta come una volontà di potenza che si esprime attraverso la tecnica. Questo è un discorso abbastanza estraneo al filosofo, anche senza l'abbastanza, perché l'idea dello sviluppo pervasivo della scienza che abbiamo oggi non è quello di quel tempo. Anche lì Nietzsche vedeva nella volontà di potenza in realtà la possibilità di creare un uomo nuovo, quindi qualche cosa che certamente poteva essere orribile attraverso il controllo, attraverso il potere, ma nello stesso tempo poteva anche sprigionare energie creative straordinarie. Tutto il valore, il mondo dell'arte che a Nietzsche è proprio lì, in questa creatività, in questa grande forza di immaginazione che ha l'uomo e che può esprimere nell'opera d'arte. È sempre, io ci vedo una dualità che finisce sempre per riportare sull'uomo, sulla sua cultura, sul suo legame alla sua terra, che significa radici e quindi capacità di succhiare il nettare che può esserci nell'ambiente, la sua possibilità quindi anche di interagire con la dimensione tecnologica e quindi non farsi dominare. Certo, c'è una grande filosofia, quella heideggeriana, che è sospettosa su questa cosa che io ho appena detto, sostiene piuttosto che noi inevitabilmente ci faremo dominare dalla tecnica, lui dice, non dalla tecnologia. Ma come si vede, noi continuiamo ad andare avanti nella ricerca scientifico-tecnologica. Ecco l'intelligenza artificiale. Io sono convinto che l'intelligenza artificiale ci pone ancora di più non un problema della tecnologia che ci domina, ma un problema di come noi, utilizzando le tecnologie, possiamo aprire i grandi confini alla nostra visione del mondo, alla Terra, e che invece, rifiutando questa idea di apertura, rimaniamo chiusi in una piccola gabbia a venerare le ceneri del passato. E questo è un atteggiamento che è regressivo, ma è anche abbastanza sciocco, è abbastanza limitato da un punto di vista concettuale, perché poi finisci per
discutere sostenere che ormai non vale la pena niente, pensare niente perché non c'è niente. Questo secondo me poi non è un pensiero profondo, ma molto banale, molto superficiale. È il problema del nichilismo che altre volte certo. lei altre volte ha parlato nei suoi articoli anche qui. Però professore, certo. Ne approfitto, esco un po' anche da quello che ha raccontato nell'articolo, però l'argomento è quello. Io quando ascolto le sue riflessioni mi accorgo che sono importanti, di condividerle, che sono, mi permetto di dire, anche se non è proprio, non lo esprimo bene il concetto, sono giuste. Però io le confesso, sono rimasto spaventato quando leggo l'intervista di un premio Nobel, dei 2 premi Nobel che hanno creato l'intelligenza artificiale, e loro hanno detto, quindi non magari Pierluigi Pellegrino o uno che passa per strada, che così come la rivoluzione industriale ha prodotto macchine che lavoravano meglio dell'uomo, ma venivano governate dall'uomo, adesso l'intelligenza artificiale arriverà a pensare meglio dell'uomo, con quel che ne consegue, cioè quel pericolo che sia l'intelligenza artificiale a governarci. Lei ha spiegato bene perché dobbiamo rifuggire da questo tipo di paure o di conclusioni, però glielo confesso, è come se fossi in confessionale, io sono rimasto turbato perché appunto dalle fonti soprattutto che mi hanno spaventato. A prescindere che sono sempre convinto che se l'uomo, cioè che la dimensione Frankenstein è una visione che non avrà mai sviluppo, cioè è come quando tu inventi qualche cosa, questa cosa è tua e non può soverchiarti. Ecco, io magari mi sbaglio, ma ho quest'idea, cioè anche se quest'idea su cosa si basa? Sul fatto che probabilmente, proprio perché questi strumenti tecnologici saranno sempre più sofisticati, ci vorrà sempre un'intelligenza umana sempre più sofisticata per controllarla, quindi è inevitabile che andiamo verso una società delle elite. In fondo lo sosteneva Pareto un secolo fa, e non una società di massa che ha la possibilità di controllare con la sua autonomia il senso della vita, no, è imposta da una realtà elitaria della nostra società, che questa realtà elitaria è quella che controlla, e verrà messo in discussione tutto il discorso sulla democrazia, che già noi oggi vediamo e controlliamo. Ho letto e non controlliamo, voglio dire. Ho letto adesso una statistica: il sindaco di Milano è stato eletto col 22% alla fine della popolazione complessiva della città, e la nostra società va verso questa situazione qui, per cui lo strumento tecnologico non va per conto suo, ma non è dominato da tutti. Tant'è vero, guardi per esempio, siamo tutti capaci di fare le fotografie, sì, col telefonino. Mette in mano a una persona che è sempre lì col telefonino una Nikon, cosa fa? Non è neanche capace di capire da dove incominciare a schiacciare il bottone. Questa è una banalissima considerazione, ma di che cosa dice? Che ci sono delle persone che possono fare infinite fotografie brutte o stupide o inutili, e pochissimi quelli che sanno fare le fotografie di gran qualità. Perché? Perché sanno usare una macchina che non è il telefonino. E noi credo che, se posso usare appunto questo esempio, sarà questo il percorso che noi faremo. Quindi l'intelligenza artificiale, sì, sarà un grande, secondo me, strumento che ci faciliterà molte operazioni nella nostra vita, ma saranno operazioni che appartengono a uno sviluppo elitario, c'è poco da fare, sarà così, non verso una massificazione del sapere, ma verso una elitaria. Beh, ci siamo capiti. D'altra parte, la grande conoscenza
si sviluppa i secoli passati attraverso l'elite, mai attraverso le masse. Mai. È stata Purtroppo un'idea. abbiamo terminato il tempo, professore, purtroppo è volato al volo un ospite che sento periodicamente, sostiene che Matteo Fassi si chiama, sostiene che l'intelligenza artificiale non può sostituire l'uomo, perché comunque l'uomo anche nei suoi errori è inimitabile. Mi permetto di dire che faccio fatica a pensare all'intelligenza artificiale che scriva il suo ultimo romanzo, Resurrezione, quindi Meno ecco, male, perché in questi casi mi fa il complimento di essere quello che controlla l'intelligenza artificiale. Io spero che Resurrezione piaccia, indipendentemente a chi possa immaginare o non immaginare che sia scritto con l'intelligenza artificiale. Però sarebbe interessante vedere cosa sarebbe si potrebbe fare la prova, diciamo, scrivere un saggio, un romanzo titolato Resurrezione, e vediamo cosa salta fuori. In genere, se io, guardi, le rubo ancora un minuto, se io voglio conoscere una legge e l'interpretazione della legge lo chiedo all'intelligenza artificiale, boom, in un nanosecondo mi viene fuori tutto. Ma se io dico all'intelligenza artificiale fammi un componimento sull'infinito di Leopardi, io ho fatto questa prova, viene fuori delle cose così sciocche, banali, semplicistiche, che per uno che conosce benino, diciamo così, la poesia di Leopardi, le prende e butta via, capisce? Quindi un po' di ottimismo ci vuole. perfetto, direi che la conclusione è giusta. Ringrazio ancora davvero Stefano Zecchi, professore, a risentirci a presto e grazie. Grazie, arrivederci, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
qui Parlamento. E per cui Parlamento parleremo di un tema molto importante come l'accesso anticipato ai medicinali salvavita, e abbiamo come ospite Simona Loizzo, che è presidente del gruppo leghista in Commissione Affari e Sociali e recentemente è stata nominata responsabile per il Dipartimento Nazionale per la Ricerca Scientifica e la Digitalizzazione per la Lega, e aggiungo anche che è medico chirurgo, quindi più che mai, come amo chiamarmi io, addetto ai lavori per parlare di un tema così importante. Intanto, onorevole Loizzo, bentornata e grazie per essere qui ai nostri microfoni. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, in inglese Early Access, e chiedo scusa per la mia pronuncia, in Francia c'è, in Italia non ancora. Un ordine del giorno della Lega sta cercando di stabilire un tavolo di confronto per arrivare a una conclusione così importante. Perché manca? Mi viene da chiedere, lo chiedo proprio a lei, è un medico, non so se è una domanda giusta, però è impossibile che non ci sia. L'Italia comunque, al di là delle difficoltà, e lei lo sa come medico meglio di me, è un paese nel quale la salute è un capitolo dirimente per tutti i cittadini. Sono rimasto stupito, non sapevo che ci fosse questo problema. Allora, in Italia normalmente dall'autorizzazione dell'Agenzia Europea del farmaco fino all'arrivo al letto del paziente dei farmaci innovativi passano ben 392 giorni. Questo ritardo ci pone soltanto 14esimi nella cronologia degli accessi rapidi in Europa, dall'autorizzazione dei farmaci europei all'arrivo ai nostri pazienti. È per questo che la Lega si intesta una battaglia di civiltà che intende arrivare ad un accesso precoce dei farmaci innovativi, riducendo questo gap tra l'accettazione dell'Agenzia Europea del farmaco e AIFA, perché il maggior numero di giorni si perde nella contrattazione tariffaria del farmaco. Bene che le aziende debbano guadagnare, ma a noi interessa che i pazienti vengano rapidamente raggiunti dai nuovi farmaci salvavita. Quindi è per questo che noi stiamo facendo una grandissima battaglia, ma siamo riusciti adesso a costituire un tavolo presso il Ministero con AIFA e Farmindustria che pensi ad una progettazione di un percorso rapido di arrivo dei farmaci ai nostri pazienti. Quali sono gli ostacoli che possono crearsi, che ci possono essere, se ci sono degli ostacoli per arrivare alla conclusione che noi tutti, la Lega e noi tutti insomma vogliamo? Ci sono due tipi di ostacoli. Uno è generale, la tariffazione, perché nella tariffazione, quindi nella contrattazione economica del farmaco, si perde il maggior numero di giorni. Una seconda problematica è legata alle regioni, perché nelle regioni esiste poi una commissione ad hoc per la rimborsabilità del farmaco, e anche lì è un doppio processo, perché c'è sia a livello di AIFA sia a livello regionale. Quindi molte regioni, tra cui anche il Veneto e la Lombardia, hanno chiesto l'abrogazione di queste commissioni intermedie che servono molto poco, perché una volta che il farmaco arriva con delle linee guida, poi è chiaro che le regioni hanno tutto l'interesse a erogare il farmaco per l'interesse unico dei pazienti, quindi anche le linee di autonomia rispetto a queste cose sono tutte a favore dei pazienti e non al contrario. Quindi questi sono i due problemi che registriamo. Quindi, come diciamo anche spesso in questa sede, l'autonomia è uno strumento
per migliorare il servizio al cittadino fondamentalmente. E quali sono adesso i passaggi, questo tavolo di confronto? Si possono individuare delle indicazioni, diciamo, di calendario in termini temporali, non intendo certo le date precise, se ci sono meglio ancora. Noi ne facciamo una battaglia di grandissima civiltà e quindi noi entro la fine di questa legislatura arriveremo sicuramente alla definizione di un fast track per i farmaci innovativi, ma la gran parte dei quali sono gli oncologici, sono destinati ai nostri pazienti oncologici, quindi gare contro il tempo. D'altra parte la Lega ha fatto due diverse battaglie per due farmaci del tumore al seno, uno è Enhertu, che siamo riusciti a renderlo in brevissimo tempo rimborsabile, un altro per un altro farmaco, il Trodelvy, in cui stiamo attualmente facendo sentire la nostra voce, sempre nel cancro metastatico, perché guardi, aumentare la vita di 12, 15, 24 mesi in un paziente a termine con tumore metastatico significa ridargli la possibilità di accedere anche alle nuove cure che arriveranno in quei giorni che gli sono dati prolungati da nuovi farmaci. Questo è un argomento, stavo pensando anche ai parenti e agli amici di questa persona, quanto 2 anni non sono pochi, quando qualcuno che ti è caro potrebbe andarsene. Sapere di avere ancora 2 anni, anche una settima purtroppo lo dico anche per esperienza diretta, anche l'idea anche di un mese, anche l'idea a ottobre di arrivare a Natale, insomma, chi lo sa, purtroppo tutti bene o male dobbiamo provare, dobbiamo passare tutti o quasi, insomma, quindi è particolarmente condivisibile. Davvero, Forza Lega, lo diciamo, dottoressa onorevole. E qualche informazione, diciamo, a beneficio di chi ci ascolta, le patologie che potrebbero, ha già detto, ha dato delle indicazioni, quali sono le patologie che potrebbero beneficiarne più nell'immediato? Tutti i farmaci tumorali, antitumorali e tutti i farmaci innovativi immunologici, perché l'immunoterapia interviene in tutte le malattie croniche su base immunitaria. Lei pensi per esempio alle malattie reumatiche, all'artrite reumatoide, anziché al morbo di Stilla, cioè tutte le malattie croniche, e in aggiunta ovviamente tra le più importanti i farmaci antitumorali. Queste sono le due classi di farmaci che più interessano la riforma del fast track. Allora, possiamo direi concludere, se non c'è altro da aggiungere, onorevole, intanto grazie per tutto questo lavoro che state facendo, che lei sta facendo, e grazie anche naturalmente per essersi resa disponibile ai nostri microfoni. Grazie a Simona Loizzo. Grazie. Qui Parlamento. Allora, andiamo avanti. Adesso direi facciamo un intervallo musicale, il pentagramma, che, come diceva Schopenhauer, la musica è il livello più alto a cui può aspirare l'essere umano, salvo poi comunque scoprire di essere la bestia che è, quello che siamo comunque, cioè resta in ogni caso la musica un momento di riscatto a scadenza, limitato nel tempo, però intanto godiamone. Credo che possiamo mettere in condivisione. Anzi, no, ve la racconto dopo, l'ho già raccontata. La raccontata, ho visto, era su YouTube se non sbaglio, Lucarelli, lo scrittore, questa specie di leggenda metropolitana, poi ve la racconto.
Eccoci di nuovo in diretta, in simultanea, quando sono scoccate le 14:17, linee aperte, ricordo il numero 02 92 94 7222 e anche il servizio WhatsApp a vostra disposizione. Il numero è 340 670 9659. C'è un messaggio WhatsApp, 15 milioni, questo è riferimento evidentemente al Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro. A €1 a coppia fanno 15 milioni di euro, mica male. E probabilmente sono di più, perché facciamo una media, perché molte copie sono state vendute in versione economica e poi c'era per le copie vendute all'estero dove ai miei tempi si parlava comunque di norme non ben definite. Possiamo fare un po' un calcolo spannometrico, mettiamo una perché poi Va dove ti porta il cuore, mi sembra all'epoca in lire, credo costasse 15-20 mila, 15.000 lire. Facciamo una media di 10 euro di adesso, quindi sono 15 milioni di no, 15 milioni per 10, quindi sono 150 milioni di euro a 10 euro. Quindi, perché sembrano 15 milioni a un euro, quindi sono 150 milioni. 150 no, bene, sì, ha ragione l'ascoltatore, perché all'autore viene riconosciuto un diritto d'autore del 10%. Di solito funziona così, mi ricordo mi avevano spiegato, è l'8% l'autore e il 2% l'editor, che è quello che ti sistema i libri. Giusto perché lo sappiate, questa è informazione reale, vera. Ci sono libri anche di successo che sono stati fatti dagli editor, praticamente, lui è dall'autore. Quindi, però, essendo Susanna Tamaro a suo tempo editor della Baldini e Custoldi, se non ricordo male, quindi lei si è fatta tutto da sola e quindi sì, no, perfetto, calcolo giusto, 15 milioni di euro. Brava Susanna. C'è una telefonata, pronto? Sammy, sono Marina di Seregno. Ascolta, ieri ho acceso che stavi parlando di Giulio Cainarca, però non ho fatto in tempo a sentire cosa. Io sono Pellegrin. Scusi. No, credo non so se era lei che aveva mandato un WhatsApp, chiedeva della rassegna di Cainarca e delle belle musiche. E io avevo detto, avevo scherzato sul fatto, allora non è contenta questa ascoltatrice. Avevo detto poi che Giulio conduce una trasmissione, una perla, dalle 10 alle 11, l'Auto da Fè, che è davvero una trasmissione che secondo me non se ne trovano altre in giro. A parte il valore di Giulio che tutti conosciamo, è una trasmissione che è stata costruita in un certo modo. Ho sentito che stavate parlando di Giulio, ma non ho capito cosa. Guardi, è quello, sì. Quello, dalle 10 alle 11, vero? Dalle 10 alle 11 e poi dipende dalle programmazioni, c'è anche la replica serale, non so se alle 21, alle 20, 21, comunque anche in replica serale. Grazie. Padania libera. Padania libera, quanto tempo che non si sentiva, e quindi questo dà il segno anche che chi ha chiamato è un'ascoltatrice storica, e quindi anche per questo la ringraziamo. Io faccio un po' meno parte della storia di Radio Padania, perché sono qui dal gennaio 2005, la radio è nata nel 1997, Cainarca è qui dal 1997, lui è la storia e io spero di non essere la storiella. Comunque mi contento di quello che viene, che passa al convento. Allora, la storia che raccontava Lucarelli, una specie di leggenda metropolitana. Allora, Frank Sinatra sarebbe stato, che avrebbe un altro nome, era in incognito come capo della mafia italo-americana, il boss numero uno.
e girava, credo fosse a New York, in incognito. All'epoca c'erano, adesso ci sono i reality, quelle robe lì, c'erano dei teatri dove si esibivano, diciamo, i non professionisti, insomma, cantanti, balli, mimi, musicisti. Questo lo cantava Paolo Conte, e lui racconta, e questa è una leggenda, per carità, racconta che era in un locale nel quale irruppe la polizia, che cominciò a identificare gli avventori. Per paura di essere riconosciuto, lui scappò e trovò quasi casualmente l'ingresso in palcoscenico di questo teatro, dove si esibivano dei cantanti, come la corrida di Corrado, per intendersi, no? Non professionisti. E lui si è messo a cantare, e lì è venuta fuori questa voce, fuori dal comune, che tutti amiamo, tutti conosciamo e che resterà, presumo, per sempre. Questa è una leggenda simpatica. Allora, andiamo avanti con ci sono degli aggiornamenti prima di andare a seguire la Lega, così vi teniamo anche al corrente. Al Jazeera trovata fossa comune con migliaia di corpi, mostrata in diretta dal G7, pieno sostegno a una transizione inclusiva, un governo credibile e non settario. Arriva l'ok al referendum per l'abrogazione dell'autonomia, però allora la Cassazione, poi adesso credo debba esprimersi a gennaio, se non ricordo male, la Corte Costituzionale sull'ammissibilità. E poi Hamas d'accordo sulla presenza a Gaza dell'IDF durante la tregua. Pier Silvio Berlusconi, niente politica, il governo fa bene. E poi andiamo su Repubblica, questo era l'ANSA in chiaro. La diretta ha trovato una fossa comune a Damasco, autonomia sia referendum per l'abrogazione totale, il PD si fermino, Zaia vado avanti. Caro riscaldamento per le famiglie italiane, sarà l'inverno più costoso di sempre. Perché se leggi Repubblica, lasciamo perdere il Domani, perché il Domani, Giorgio Meloni è colpa di tutti i mali del mondo. Chi ha ucciso Giulio Cesare? Giorgia Meloni. Il Titanic perché è affondato? Per colpa di Giorgia Meloni? Non so, dite una tragedia a caso e per il Domani c'è sempre la colpa di Giorgia Meloni. Repubblica invece si contenta di dipingere un paese che neanche nell'immediato secondo dopoguerra probabilmente si trovava in condizioni così miserabili come sta dipingendo Repubblica l'Italia di oggi. Poi la realtà empirica con la quale ti confronti ogni giorno ti racconta qualcosa di diverso. La BCE taglia i tassi del 3%, sono sul Corriere.it, sui mutui risparmi per 140 euro l'anno, i guadagni in borsa e sui BTP lunghi. Autonomia, questa è una bella notizia, credo. 140 euro l'anno, per carità, forse non è proprio la cifra, ma è sempre meglio risparmiarli che spenderne in più, per dire una banalità. Però le banalità non che siano infondate, sono scontate, sono cose che non serve dire, però non sono cose che non esistono. Autonomia differenziata sia la Cassazione, al referendum abrogativo, Schlein, governo si fermi. Ma perché? Cioè, perché? Perché c'è il referendum? Perché dovrebbe fermarsi il governo? Non è un referendum, in ogni caso non è un referendum costituzionale e bisogna raggiungere il quorum. Il quorum, Pellegrini, il quorum. Allora, non è bello invitare la gente a non andare a votare, ma di sicuro la gente non ha bisogno di particolari inviti per non andare a votare. E le ultime elezioni
quelle europee hanno visto la percentuale di voto, mi sembra, del 49-48%. Ma sono andati a votare, cioè, 49% di tutti. Quindi tu pensa a portare il 50 più 1% di coloro, compresi coloro che votano per questo governo e che quindi non hanno nessun interesse a votare. Questo è un dato. Quindi Schlein che dice governo si fermi, beh, dico la mia, dovevano pensarci loro prima di portare avanti un referendum che rischia di andare a schiantarsi, anziché confrontarsi affinché affrontare una riforma che aveva visto l'approvazione del presidente De Luca. Vi ricordate la legge regionale, cioè non una legge regionale, una mozione insomma nella quale chiedeva al governo di allora, era 3 anni fa credo, di velocizzare le pratiche per l'autonomia differenziata, qualcosa del genere. Bonaccini si era accodato a Zaia e a Fontana e al presidente del Piemonte. Mi sembra che anche il presidente della Puglia si fosse pronunciato, quindi era una riforma che fino a quando non c'era il governo di centrodestra trovava l'appoggio dei presidenti. Cosa scontate anche questa, ma come dicevano i latini, repetita Juvent. Invece non Juvent perdere tempo, perché devo ancora svolgere il Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Condannato assolto per aver difeso i confini italiani. Sabato 14, domenica 15, hashtag io sto con Salvini perché rischia 6 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi. Firma anche tu ai gazebo e su Lega Online. Leggi di Istanbul che mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia. 6 anni di carcere per Matteo Salvini, il processo Open Arms, il calendario delle feste della Lega e poi la possibilità di iscriversi alla Lega. È molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno la necessità che siate iscritti a il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono posti italiani, io raccomando che a Lorozzi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autocertificazione civica, il 2 per 1000, sono soldi che purtroppo lo Stato non ci lascia, se li vuole tenere lui. Noi però se li tiene lui, quindi sono già persi per noi, però almeno possiamo dirgli dove spenderli. Questo è una redazionale della Lega e noi con molta gioia nel cuore vi indichiamo il D43 nel vostro 2 per 1000, nella vostra dichiarazione dei redditi. Non ti costa nulla. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive questa sera degli eroi della Lega, i suoi politici, è proprio lui, Matteo Salvini, a 4 di sera alle 20:30, e poi oggi pomeriggio alle 17:15 il sottosegretario Alessandro Morelli nella rubrica Economia di Sky TG24. Questa sera sempre su Rete 4 Silvia Sardone, l'europarlamentare, a diritto e rovescio. Venerdì Andrea Dara, Il Timone, giornale radio alle 6:40, ora antelucana, notte fonda per chi vi parla. L'europarlamentare Isabella Tovalieri a Punto Europa, Rai 3 alle 10:15 di sabato, 10:15 del mattino ora presta. Armando Siri, 4 di sera, Rete 4 alle 20:30, responsabile del dipartimento, coordinatore del Dipartimento Scuola e Informazione Armando Siri, e poi basta, questo è l'ultimo appuntamento e quindi 14:31, pausa. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che
dopo tanti e tanti anni, sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe. Cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no. Noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. Eccoci in diretta. Allora, come vi ho anticipato, parliamo di ciò che sta accadendo ai 5 Stelle,
chiamatelo Beppe Swanson, Gloria Grillo, sta di fatto che a Beppe Grillo non sembra riuscire particolarmente bene l'uscita di scena, ricordiamo il celebre capolavoro Viale del Tramonto, e a noi chi ha la mia età in qualche modo è affezionato, è un personaggio popolare, una maschera popolare, è assimilabile, non dico Totò, ma Alberto Sordi, Paolo Villaggio, cioè non sono quelle figure che sono andate anche oltre l'essere dei semplici comici. Per questo ho usato il termine maschera popolare, quindi sicuramente ha una presenza significativa nel nostro immaginario, ma a noi interessa soprattutto, auguriamogli il massimo bene, ma a noi interessa capire cosa succede all'interno dei 5 Stelle, il loro rapporto col PD, la loro mutazione, quello che stanno diventando, i progressisti, dice Giuseppe Conte. Ne parliamo con Pietro De Leo, che se n'è anche occupato sulle pagine del Tempo, e lui scrive anche su Libero. Pietro, bentornato ai nostri microfoni, grazie per la tua consueta disponibilità, naturalmente. Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie. Allora, da dove partiamo? A me sembra di poter dire che tutto sommato questo scontro finale tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, e anche l'esito che ne è conseguito, ricordiamo, si sono resi necessari 2 voti, la ripetizione del voto per il nuovo statuto, che poi sancisce anche il taglio l'elevato che non avrà più 300.000 euro che riceveva per consulenze. Ti dico la verità, a me è sembrato una fine, come dire, annunciata da lontano, perché francamente 2 figure come Giuseppe Conte e Beppe Grillo non le ho mai viste compatibili. No, infatti è tutta una cosa che ha molto dimensione personale e meno dimensione politica, ha pure una dimensione politica, però appunto, come giustamente sottolineato, queste figure non potevano convivere per una ragione oggettiva, cioè di volontà di primeggiare, il fatto che Conte voleva comunque essere il primus all'interno, non inter pares, ma proprio all'interno di questa della compagine del Movimento 5 Stelle, Grillo che voleva comunque continuare ad avere un suo ruolo e non poteva andare avanti. C'è da dire una cosa però, che Grillo è il grande sconfitto per 2 motivi. Il primo è oggettivo con quello che è successo. Il secondo è perché comunque è stato anche sconfitto dalle proprie contraddizioni. Tutte le svolte, le decine di svolte che il Movimento 5 Stelle ha fatto fino a questo momento portano tutte la sua firma. Quindi partiamo dal 2018, quando si alleò con la Lega per fare il governo, il primo governo di quella legislatura. Lui aveva detto che non dovevano essere fatte alleanze, invece ha fatte. Un anno dopo fa l'alleanza con il PD, che erano quelli di Bibbiano. Poi addirittura da antisistema aveva detto che Draghi era un grillino. Le svolte le ha fatte lui, quindi è stato lui il primo a smontare l'idea di un partito che non doveva contaminarsi con nessuno, e poi ha pagato le conseguenze. Ciò non toglie che anche Conte, quanto a tarantelle, insomma, è un altro che meriterebbe la cintura nera, perché ne sta facendo tante. Vedremo come andrà a finire. La scomparsa prematura di Casaleggio in qualche modo era un po' il terzo vertice del triangolo, era quello che magari poteva in qualche modo fungere da equilibratore, secondo te? Si è sentito insomma la mancanza? Oppure era comunque inevitabile che finisse così? Guarda, questa è una domanda a cui è impossibile rispondere, e spiego perché. Perché con Casaleggio è morto prima dell'inizio delle svolte del movimento, quindi non so se poi quelle svolte si sarebbero verificate. Non so se con Casaleggio sarebbe stata assorbita la figura di Conte. Sarebbe stata una storia veramente tutta diversa, perché a quel tempo il Movimento 5 Stelle
di Gianroberto Casaleggio era proprio un altro Movimento 5 Stelle, e quindi è una previsione molto difficile da fare. E questa svolta che porta anche a delle perdite di simboli molto identitari, iconici, il terzo mandato per esempio, e io pensandoci sopra, per quel che va il mio pensiero, credo che da qui a fine legislatura i 5 Stelle cambieranno idea anche sul finanziamento ai partiti. Ricordo anche che ho letto ieri, mi sembra la notizia, il Parlamento adesso ormai costa esattamente come costava prima, quando c'erano il 40% dei parlamentari in più. Ci avevano detto i 5 Stelle che sarebbero stati risparmiati 1 miliardo l'anno, non è andata proprio così. Però questo è un po' polemica come parola, però mi interessava capire, Pietro, tu cosa vedi nel movimento, perché questo dirsi progressista, che in realtà non vuol dire niente, a me ricordava il medio progressista, non so se ti ricordi del film di Fantozzi. Certo. No, comunista proprio no, di lei medio progressista, geniale, tu pensa quanto era avanti. Però voglio dire, cosa ti aspetti? Ecco, la domanda poi semplice è questa, io stavo girando con le parole: ci perde o ci guadagna i 5 Stelle nel proprio cammino politico da questa rottura con Beppe Grillo e da questo definitivo, diciamo, egemonia di Giuseppe Conte, che all'interno del movimento ha solo persone che in pratica, sì, Toninelli si è svegliato tardi, ma però direi che è un leader massimo senza nessuna alternativa. Allora, ci perde o ci guadagna? Perderà se Grillo continuerà a fare, come pare abbia intenzione di fare, un assedio legale, e se magari farà anche qualche iniziativa politica, fare delle liste territoriali. Io ad una scissione credo poco, perché poi fare un altro partito è tanto complicato, è tanto difficile, però anche se lui dovesse conquistare la scena con dei passi legali, dei tentativi di inficiare le decisioni, io adesso non so che strumenti abbia, allora in quel caso il movimento ci perderebbe qualcosa, perché nel momento in cui tu hai una nuova stagione che inizia, la nuova stagione deve iniziare tagliando completamente i ponti con quella vecchia. Se quella vecchia ancora è nell'ultimo vagone aggrappata che fa delle cose, rischi di... cioè l'espulsione in sé, qualora Grillo dovesse tacere e non occuparsi più della questione, la semplice espulsione di Grillo, secondo me, cancellazione del garante, non toglie nulla. Toglierà qualcosa se comincerà a fare delle iniziative. Poi l'altra domanda, l'altro punto che toccavi, dove andrà Conte? Bisogna capirlo, perché non è chiaro, non si capisce bene se vuol fare un'alleanza con il PD, dove vuol collocarsi. Sono tutte questioni aperte. È chiaro che lui magari finora abbia voluto alzare un po' il prezzo di un dialogo con il PD per convincere i suoi ad andare a votare alla seconda votazione. Però bisogna stare molto attenti, perché poi si crea l'effetto tarantella, cioè che non si sa mai da che parte stai. E siccome, lo ripeto, come abbiamo detto in apertura di collegamento, di posizioni ne hanno cambiate tantissime e il consenso ne ha risentito in maniera molto pesante, rischi veramente di avere ulteriori contraccolpi. Non si potrà neanche più chiamare Movimento 5% come adesso, perché scenderà ancora di più. Mi sono accorto, io nelle nostre interviste mando in loop anche un po' di immagini, un centinaio di foto. Ho dato forse per scontato, l'ho fatta come domanda molto assertiva sul ruolo di Giuseppe Conte. Mi è venuto in mente Chiara Appendino, fin dall'inizio, è un personaggio, una figura che si agita molto, che vuole, mi sembra, essere in prima pagina. La Virginia si chiamava di nome Raggi, è un personaggio che è stato comunque sindaco di Roma, cioè non pizza e fichi, diceva quello, cioè, e non mi sembra tanto entusiasta. Lei era molto devota, forse non è il termine migliore, comunque molto legata a Beppe Grillo. Ecco, io l'ho data come
certa. Secondo te invece c'è ho nominato 2 donne che sono state però sindache importanti, potrebbero in qualche modo mettere in discussione, o questo non è da prevedersi nell'agenda politica dei 5 Stelle? Scusa, sono tornato indietro perché prima mi sono accorto forse di aver fatto una domanda che andava troppo direttamente a conclusioni di un certo tipo e basta. No, ma guarda, secondo me lì il tema sono figure molto diverse. La Raggi è una figura molto legata al vecchio Movimento 5 Stelle, cioè quello di Grillo, e non ha mai legato con Giuseppe Conte. Con Chiara Appendino il discorso è un po' diverso, quindi potrebbe essere quantomeno da cerniera, ovviamente non tra i 2 leader, tra i 2 esponenti, perché ormai lì la frattura è completata, ma se Conte la sa coinvolgere bene, se dovesse dimostrarsi in grado di coinvolgerla, lei può rappresentare una cerniera per cercare di tenere quanto ovviamente di minoritario è rimasto del vecchio movimento, ma a livello di elettori, a livello di attivisti, non a livello ovviamente di leader. Virginia Raggi la vedo invece molto proiettata al di fuori dell'esperienza contiana. E poi delle riflessioni secondo me necessarie, cioè io le faccio, poi non so se sono necessarie. Cioè mi accorgo di non ho mai nascosto e non ho fatto forse bene il mio lavoro, la mia contrarietà ai 5 Stelle, sinceramente. Essendo una radio schierata, magari qualche libertà me la sono potuta permettere, però non era necessario. Però era anche, devo dire, ex abrupto, veniva davvero quasi indispensabile, necessario esprimere la mia contrarietà. Però a parte questo, è stato un fenomeno culturale, sociale enorme, perché non ricordo più Giannini, l'uomo qualunque, negli anni 50, credo, non so se era arrivato al 7%, mi sembra molto di meno. Qui abbiamo un comico che è una maschera popolarissima, che crea il movimento, che va in piazza, il Vaffa Day, quindi già questo è piuttosto diciamo inconsueto, irrituale, anche se il Vaffa è un termine che usiamo tutti, per carità. E poi addirittura primo partito nel 2013, primo partito nel 2018, governo giallo, prima giallo-verde, poi giallo-rosso, anche se Travaglio devono avere il correttore di bozze. Quando c'è la parola rosso diventa rosa, insistono con governo giallo-rosa, in realtà per tutti è il governo giallo-rosso, tanto per dire. Ecco che io non dico che mi dispiace vedere questa fine, però c'è dell'amarezza sì nel vedere quello che potenzialmente poteva essere, grazie a queste energie che Grillo aveva convogliato in politica, poi sbagliando completamente persone o modalità o cos'altro ancora. Non so, provo qualcosa, una specie di nostalgia, una specie di amarezza per vedere un fenomeno, per carità la via dell'inferno stricata dalle migliori intenzioni, un fenomeno che comunque era antisistema, e siccome il sistema italiano è pieno di difetti, poteva avere un suo significato, un suo perché, e adesso mi sembra che non ci sia più del tutto ormai. No, ma al momento infatti non si intravede. Lì io credo che l'esperienza del movimento, allora, la devo dir bene, perché bisogna rispettare gli elettori, massimo rispetto per chi l'ha votato, però l'esperienza del movimento ha fatto gravissimi danni all'Italia, ma proprio al sistema paese. Innanzitutto la demolizione di qualsiasi ruolo, di qualsiasi autorità, di qualsiasi figura che fosse basata sulla competenza, perché al cittadino è stato fatto credere che lui da solo poteva informarsi sulle questioni mediche, scrivere delle leggi. Cioè io mi ricordo quando loro fecero nel portale, il blog delle stelle, una specie di contest in cui qualsiasi cittadino poteva andare lì e fare la proposta di legge, uscivano fuori delle robe che loro, i cittadini, erano ovviamente in buona fede e vanno rispettati, ma quello che producevano erano delle cose da mettersi a ridere tutta la sera, delle robe divertentissime.
È stato demolito il mondo dell'informazione perché è stato fatto credere che su Google ognuno potesse informarsi senza avere la certezza delle fonti, senza verificare, allora hanno girato le bufale, le false notizie, eccetera. Gli imprenditori che venivano chiamati prenditori, i politici che erano tutti ladri, l'avviso di garanzia che valeva come una condanna. È stato iniettato nel paese un virus di cattiveria incredibile. Quindi il Movimento 5 Stelle ha fatto veramente dei grandissimi danni, quell'esperienza lì, alla nostra coscienza civile, e serviranno decenni prima di riprenderci. Tu citavi prima l'uomo qualunque, che raggiunse poi il 7%, mentre il Movimento 5 Stelle ha raggiunto il 32-33%. E questo perché l'uomo qualunque agì in un contesto in cui i partiti avevano una funzione di aggregato sociale, di espressione di varie constituency popolari. Il movimento è arrivato invece quando eravamo alle soglie della crisi del 2008, quando comunque i partiti sì c'erano, ma non avevano già più quella presa, quel radicamento sociale dei partiti della Prima Repubblica, e ha agito in quel contesto lì, ma ha fatto dei danni tremendi quel progetto. È un progetto Grillo, anche il compianto Gianroberto Casaleggio, hanno delle responsabilità storiche enormi e su cui bisognerà riflettere molto attentamente. E adesso ritorniamo. Grazie Dottor per questa analisi asciutta, severa, ma che non fa sconti, come è giusto che sia. E adesso cosa sta diventando, cosa è già diventato allora i 5 Stelle? Non so, questo dirsi progressisti, che ruolo hanno? Hanno un perché? Sono destinati inevitabilmente a essere assorbiti, visto che da soli non possono andare da nessuna parte, sono destinati a essere assorbiti dal PD, come di solito fa il PD con i partiti satelliti. Che futuro vedi per questa formazione guidata da Giuseppe Conte? Ma al momento non si capisce da che parte staranno, nel senso, sono progressisti, quindi sono alternativi al centrodestra, però allora a sinistra, se parliamo di sinistra identitaria, ci sono solo posti in piedi, perché già c'è Elly Schlein che è molto spostata a sinistra, Verdi e Sinistra Italiana che ovviamente sono una sinistra radicale. Ci sarebbe quello che una volta si chiamava il centro del centro-sinistra, che è uno spazio vuoto, ma Conte con quello che ha combinato negli ultimi anni non so se riuscirebbe a occuparlo. È uno che ha difeso il reddito di cittadinanza, evocando addirittura la guerra civile, ha fatto demagogia pura e spinta. Ora io capisco che siamo all'epoca della memoria corta, però la gente non è che la puoi portare in circolo chissà per quanto tempo. Bisognerà capire, io al momento mi pare tutto molto fumoso, molto nebuloso. Lui dice che è progressista, poi va fa questa sinergia con la leader antisistema tedesca, che appunto essendo tale antisistema si pone al di fuori di qualsiasi progetto di alleanza. È tutto molto fumoso, è un tema che Conte dovrà chiarire. E peraltro, se uno va a vedere come sono andate le elezioni europee, anche se si va con il proporzionale, quindi ognuno per sé, però gli elettori hanno punito quei partiti, tra cui il Movimento 5 Stelle, che erano troppo incerti nella linea e non davano la prospettiva. Guarda ad esempio Renzi e Calenda. Renzi e Calenda sono stati puniti perché hanno litigato per 2 anni. Conte è stato punito perché non ha dato una prospettiva di progetto e di direzione del Movimento 5 Stelle. Invece il PD, che sta bene, Elly Schlein ha detto io voglio costruire l'alleanza, lo dice da 1 anno, alle europee è andato bene, per fare un esempio. Quindi questo è un tema che lui dovrà chiarire quanto prima, secondo me. E sicuramente avremo occasione di parlarne ancora con Pietro De Leo, ricordo i suoi articoli su Libero e sul Tempo.
Pietro, grazie ancora per aver partecipato a questa trasmissione e a risentirci presto. Grazie a voi. E noi ci appropinquiamo all'uscita. Maurizio mi chiede perché il congresso regionale della Lombardia si fa a porte chiuse. Scusate, no, la tosse non me l'ha fatta venire. La domanda di Maurizio non lo so, non ho neanche avuto modo di chiedermelo. Mi sembra che in altre occasioni in passato forse ci siano stati fatti congressi a porte chiuse, però guarda, non me ne sono occupato sinceramente, e quindi so che è grave perché sei qui a Radio Libertà, però non ho avuto modo di seguire, e quindi mi hai colto in fallo, Maurizio. E poi abbiamo cena di Natale con la Lega di Opera venerdì 13 dicembre a Peccati di Gola, il luogo ottimo, con Silvia Sardone, Alessandro Morelli e Max Romeo saranno con noi, e qui c'è allora cercate, qui non vedo riferimenti, in via Diaz. Vi lascio il WhatsApp 348 13 11 083 348 13 11 083 se volete partecipare alla cena di Natale con la Lega di Opera con Silvia Sardone, Alessandro Morelli e Max Romeo. Poi abbiamo ancora allora questo ma è scontato, la Corte Costituzionale è grave che Zai abbia già virgolettato l'invito a non andare a votare il referendum, rischia una denuncia penale, quorum o non quorum. Questo non lo so perché comunque non credo che sia illegale, perché quante volte abbiamo sentito in certe occasioni l'invito a non andare a votare, anche quando per esempio la Lega aveva tutto l'interesse, c'era chi diceva no, non andate a votare, tanto interessa solo la Lega. Anche mi sembra al referendum sulla giustizia giusta, quindi non credo che rischi, non mi risulta insomma, a meno che mi sfugga qualcosa. E poi è una condanna, è già successo, ci sarà una chiamata alle armi di tutta Italia, altro che 50%, tutti i meridionali residenti al centro-nord saranno plebiscito. Io conosco tanti meridionali residenti al centro-nord che votano Lega e che votano soprattutto centrodestra, quindi io penso che comunque intanto vedremo la Corte Costituzionale, questo ascoltatrice dà per scontato che darà via libera, io non lo so questo, e vedremo. Poi ripeto, portare il 50% più uno delle persone a votare di questi tempi, non so se sarà un'operazione così fattibile. Io ho i miei dubbi, poi lo scopriremo nel corso del passare, del trascorrere del tempo. Basta, stop. Grazie a Lorenzo, assiso saldamente sul tono di comando di Geotecnica, grazie a tutti voi, anche a tutti coloro che hanno scritto su WhatsApp, e grazie a chi ha seguito questa trasmissione e continua a seguire Radio Libertà. Grazie. Miau.